Ci siamo? Ok. Salve. Allora, buongiorno signore e signori, benvenuti. Oggi è domenica, noi abbiamo perso, queste feste ci hanno fatto perdere un po' il sistema dei giorni. Oggi è domenica, quindi siamo riusciti a portare qua Francesco, che è diciamo, apicoltore di quarta generazione. Oggi avevo il dubbio, gli ho chiesto ma sei di terza o di quarta generazione, quindi quarta generazione di apicoltori. OP, quindi Organizzazione di Produttori Terrantiga. Cos'è un'organizzazione di produttori innanzitutto? Un'organizzazione di produttori, diciamo che è una struttura organizzata di secondo livello, va oltre la struttura delle cooperative perché cerca di concentrare in una maniera ancora maggiore quella che viene definita in gergo offerta. Serve per abbattere la parcellizzazione che c'è all'interno del comparto produttivo, sia agricolo che zootecnico, e dare magari una forza maggiore al consorzio dei produttori per poter affrontare dei mercati che singolarmente non potrebbero essere affrontati. Quindi diciamo l'azienda nasce da Apistica Mediterranea, che è San Sperate, quindi siamo a pochi chilometri da Cagliari. San Sperate è nota per tutta una serie di produzioni, ma quella mielifera da tanti anni. Quanti anni è l'azienda ormai? Stiamo parlando Terrantiga è nata nel 2010, mentre invece Apistica Mediterranea è nata nel 95. Prima c'era la Fratelli Cavoni e Piras che era nata attorno all'88. Però praticamente si trattava di un recupero di attività agricole che sono passate, diciamo, da una fase professionale amatoriale professionale attraverso circa 130 anni. Se andiamo, tanto prima di tutto dobbiamo considerare che un secolo fa le attività agricole non avevano una struttura come quella che abbiamo noi in questo momento. Ci sono grandi aziende, penso per esempio a Argiolas Vinis, che probabilmente 100 anni fa erano semplicemente un podere di un singolo produttore, e poi dopo si è sviluppato e si è strutturato, e magari quel singolo podere aveva anche allevamenti di galline, suini completava come tutta la struttura agricola. Le cortes fondamentalmente funzionavano in questa maniera, da ricettacolo di varie attività agricole dove si sviluppava la comunità. Gli stessi paesi erano all'interno di microcosmi dove si cercava di essere autoreferenziali dal punto di vista delle produzioni, perché era anche difficoltoso lo spostamento, non c'erano i mezzi mentre invece a video si vede un po' quella che è l'attività principale dell'azienda, che è quella del nomadismo, cioè si va a raccogliere. Sì, in questo caso vediamo che siamo all'eucalipto, c'è la fase terminale delle operazioni, che è quella della raccolta del miele. Il miele viene raccolto in una maniera abbastanza semplice. Teniamo presente che qua vediamo gli alveari moderni che si sono sviluppati attorno a inizio secolo, ma hanno avuto uno slancio fortissimo soprattutto negli anni '80, quando un accaro che si chiama Varroa è arrivata dall'Asia e ha obbligato le aziende apistiche a utilizzare questi alveari per poter controllare questo acaro. Di fatto le api al momento non possono sopravvivere in un ambiente libero, in quanto parassiti, ma anche cambiamento climatico e inquinamento ambientale sviluppa tutta una serie di negatività che 70-80 anni fa non c'erano, e impedisce alle api domestiche e crea un sacco di problemi anche alle api selvatiche la sopravvivenza in modo autonomo. Quindi gli apicoltori di fatto svolgono una funzione di tutela del patrimonio delle api in generale, perché ne permettono la sopravvivenza nelle fasi di crisi, tenendo conto anche che
un'attività poco remunerativa per una serie di problemi come la scarsa produzione. Adesso siamo nel 2024 e abbiamo circa il 20% della produzione media rispetto agli anni 2000. Questo è avvenuto soprattutto da noi, ma dico in Italia in generale, quando vi è stato un trasferimento dei flussi dei venti dall'anticiclone delle Azzorre, che era molto più mite e permetteva delle estati calde ma mite e anche piovose, rispetto adesso a quello che conosciamo purtroppo, che si chiama anticiclone africano. L'anticiclone africano sviluppa, diciamo, delle correnti molto violente che arrivano sin dalla parte, diciamo, polare, arrivano sino al deserto africano e poi vengono spinte con un grandissimo quantitativo di sabbia. Infatti sono molto più abbondanti le piogge ricche di silt, di questa sabbia del deserto, e ovviamente anche molto più rare e più violente. Questa è una situazione che si è creata soprattutto per via di un cambiamento climatico in cui ci sono state tutta una serie di fratture. Ha fatto sì che nel deserto ci siano delle condizioni meteo migliori rispetto a quelle di 50-60 anni fa, e da noi in tutto l'arco italiano molto peggiori, perché queste estati sono molto torride e soprattutto c'è una carenza idrica molto forte che non subiamo solamente in Sardegna, dove abbiamo delle ampie aree che si stanno sviluppando all'interno di una desertificazione abbastanza rapida, ma anche nella Val Padana, dove la carenza di piogge ha creato una grande difficoltà ad aziende che prima non avevano la necessità delle irrigazioni d'emergenza, che invece in Sardegna, per esempio, erano necessarie. Ed è per questo, per esempio, che, ironia della sorte, la Sardegna è strutturata meglio per affrontare queste siccità. Abbiamo semplicemente molte più dighe costruite negli anni '80, in cui noi la siccità la sopportavamo. In termini tecnici, però, cosa capita? Capita che l'apicoltore deve lavorare in condizioni estreme, perché la fase della produzione, cioè dell'abbondanza, è sempre più corta, mentre invece la fase della tutela dell'insetto per la sopravvivenza stessa dell'insetto è molto più lunga, e tutte quelle fasi non sono aree produttive per l'impresa, ma sono solamente aree, come ho detto prima, di sopravvivenza. Una grossa differenza che c'è all'interno del mondo dell'allevamento è che nell'allevamento, prendiamo zootecnico, delle pecore o delle mucche da latte o anche da carne, noi per sviluppare economia basta che diamo anche dei mangimi all'animale. Questo non può avvenire invece con le api. Le api producono miele esclusivamente quando raccolgono il nettare, perché il miele di fatto è una espressione dell'habitat e del territorio dove le api volano, dove si sviluppano. È un alimento estremamente interessante perché accomuna in maniera olistica una serie di elementi. Sono gli elementi della terra, con la flora, cioè la pianta, il fiore, e il nettare che produce. E poi c'è un elemento animale, ma un animale del tutto particolare, perché è un animale del segno dell'aria. Le api volano. Quindi abbiamo un concentrato di simboli che racchiudono il territorio. Un miele è esclusivamente ottenuto dal nettare dei fiori, ma non è una componente esclusivamente vegetale. Il miele lo diventa già dal momento della fase del trasferimento dal fiore sino all'alveare, perché all'interno delle api, quando esse lo raccolgono,
si sviluppano delle trasformazioni enzimatiche che successivamente, quando sarà maturo, lo chiameremo miele come lo conosciamo noi, ma lì in quel momento è già un miele crudo, ancora immaturo, in via di evoluzione, però pur sempre miele. Quindi adesso, parlando di miele, andremo un attimino a raccontarlo e a spiegare quello che è fondamentalmente il mondo delle api. Abbiamo fatto una serie di assaggi per descrivere in maniera ampia ma anche sintetica quello che è il mondo della produzione delle api. Adesso vediamo un po' con l'aiuto di Ivo, che cerchiamo di dare un senso. Ok, questo è. Allora, Ivo, attendiamo un attimino Ivo. Possiamo mandare anche l'altro video, se è possibile. Ivo, ma da dove partiamo? Qual è la lavanda cremosa? La cremosa è questa. È questa, ok, che è la lavanda. Allora, siccome sono tanti i mieli, abbiamo cercato di partire da un miele, come si dice, per le consistenze, è quello più velato dei quattro, un po'. Sì, Okay. è quello più velato. Purtroppo è stato aggiunto per ultimo, è questo qua per le consistenze. No, il sensorario. Allora, nel mentre stiamo mandando E un queste le video consistenze. che ho voluto far consistenze vedere, aspetta, perché praticamente è una GoPro attaccata a uno dei nostri mezzi, più velato. No, iniziamo con questo. dove si può vedere un'annata di trasporti nel mondo delle api. Questi sono praticamente circa 60-70 mila chilometri concentrati in pochi minuti che fa un'azienda, per far capire quello che è l'attività dell'apicoltore. È in parte nomadismo, è in parte spostare le api, ma è soprattutto un rapporto con l'ambiente. Allora, quindi questa è la lavanda. Sì, allora. Scusate, c'è stato un po'. L'abbiamo messo per ultimo, ci ha spostato i piani. Francesco adesso ci racconterà un po' in maniera molto, molto veloce come il primo miele Va considerato. Allora, partiamo da una lavanda semplicemente perché questa lavanda è sviluppata all'interno di una cristallizzazione settosa. Ma essendo un miele molto particolare, io lo chiamo un monoflora imperfetto, nel senso è una lavanda dove ci sono anche evidenti note di altri mieli, come per esempio il rosmarino. Vi consiglio di prendere questo miele, cercare di spalmarlo gentilmente nel bicchierino e poi, prima ancora di assaggiarlo, sentirne il profumo. Allora, il profumo è ovviamente estremamente floreale, che è tipico di questo miele, e cioè della lavanda selvatica. Non è la lavanda officinalis, ma è quella che si chiama lavanda stoecas o lavandino. Si trova soprattutto nel centro nord Sardegna, ma ne troviamo anche in aree vicino al mare, aree dove magari abbiamo dei terreni molto argillosi. La lavanda selvatica è una di quelle piante che vengono definite pioniere, è molto robusta e resiste molto anche alla siccità. È molto apprezzata dalle api, ma la cosa interessante è, cercare di usare prima il naso. Ora, perché questo? Perché le api sono fondamentalmente miopi, sono cieche, vedono solamente pochi colori e vedono delle figure che non sono dettagliate come noi possiamo vedere. Noi, l'occhio umano è uno degli organi della vista più evoluti al mondo tra specie animali.
Ma questo cosa ha significato? Ha significato che l'uomo, in via della sua evoluzione, soprattutto quella moderna, ha smesso di utilizzare gli altri sensi, come l'udito e l'olfatto. Noi, un cane sente 300 in maniera di circa 300 volte superiore a quelle che sono le particelle che ci sono nell'aria rispetto a un essere umano. Ma le api sono ancora più come dire, raffinate rispetto a un cane. Di fatto le api utilizzano queste particelle che sentono nell'aria all'interno di quei voli che vengono chiamati di rincognizione per poter trovare il nettare. Le piante, come ho detto prima, emettono nettare. Questo nettare è esclusivamente una moneta di scambio che si è sviluppata circa 140 milioni di anni fa tra piante e animali e le api. Perché in questo modo le piante pagano il trasporto del polline, il servizio del polline, consideriamo dei taxi, dei piccoli taxi, e permettere a queste piante di sopravvivere riproducendosi. Questo aspetto per noi è essenziale perché 140 milioni di anni fa ha creato la suddivisione tra le felci che si sviluppavano soprattutto in maniera anemofila e altre piante che poi sono fondamentalmente le angiosperme che producono frutti carnosi che invece hanno preferito utilizzare i vettori, cioè gli insetti, di cui le api, soprattutto la mellifera, è principe incontrastato, intanto per la quantitativa di diffusione all'interno del comparto e poi di resistenza e resilienza, perché l'alveare ha anche sviluppato una cosa innovativa rispetto a tutti gli altri insetti, e cioè l'alveare sopravvive anche l'anno dopo. È una comunità molto numerosa, l'individuo ha sempre le sue eccezioni, ma quello che conta è la comunità. Dai, Adesso lo assaggiamo. lo assaggiamo. Allora, la caratteristica principale che si sente è soprattutto questa settosità. Lo abbiamo messo in miele così proprio per sentire la consistenza, perché anche le consistenze danno delle sensazioni alla lingua, mentre la componente aromatica è fortemente floreale. Come dobbiamo girare il miele in bocca? Dalla lingua, sì, come si sviluppa, senza particolari eccezioni. Quindi Okay. una notazione, il consumatore predilige i cosiddetti mieli liquidi, giusto Esatto. Francesco? Esatto. Confermi? Esatto. Perché all'occhio credono e pensano che sia il miele migliore. Un marchio che immagino che ha condizionato anche la nostra infanzia, che possiamo farlo un nome? No. Ambrosoli, no? Ambrosoli, che è stato quello, ha fatto del miele liquido una sua carta vincente, perché chiaramente è molto diffuso nel nostro immaginario collettivo, è presente, e invece l'idea era quella anche di portare alla vostra conoscenza anche i cosiddetti mieli cristallizzati. La cristallizzazione non è assolutamente un difetto, anzi in questo caso è un pregio, perché questa leggerezza che sente in bocca, questa leggera granulosità ci dà anche sensazioni molto diverse. La lingua la utilizziamo non solo per percepire le note diciamo aerobiche, ma anche la parte granulosa, che è una parte molto molto piacevole. In questo caso è pastoso, ma è molto morbido. Ho dato una eccezione molto generica al floreale, perché non lo ritengo questo fondamentalmente un ambiente in cui abbia molto senso sviluppare una parte in cui io vi faccio una descrizione degli aromi, perché per esempio io sento spiccatamente la viola, ma
è una questione soprattutto del vostro rimando culturale, poi per poterlo fare bene ci dovrebbe essere un ambiente un pochino più caldo e un bicchiere un pochino più ampio, che sicuramente vi aiuterebbe di più. Tendenzialmente usiamo addirittura i bicchieri da degustazione, quelli per il vino, quindi calici aperti, perché comunque concentrano all'olfatto, concentrano le note aerobiche dei profumi del miele. Qui quello che è importante riconoscere è, come ho detto prima, due aspetti molto importanti. La prima che è fortemente floreale, la seconda che è poco persistente, non rimane molto nel palato, quindi è molto delicata e non è particolarmente dolce. Questo perché? Per capire che comunque sia alla questione abbiamo assaggiato miele di lavanda selvatica, che differenza c'è rispetto ad altri mieli e perché noi lo definiamo miele di lavanda selvatica. Ora, andando molto in sintesi, ci sono dei sistemi legislativi che ne danno una definizione, però per me l'aspetto, diciamo, legislativo è meno attraente. Quello che è attraente invece è raccontare il perché lo voglio chiamare miele di lavanda, perché ha delle caratteristiche che nel corso degli anni saranno comuni, ma all'interno della rappresentazione del proprio habitat. Questo è un miele che è stato fatto in un'area del Logudoro, della zona della costa est, abbastanza ampia, e ha definito in quel momento non solo il fatto che sia un miele di lavanda selvatica, ma che ne rappresenta anche la ricchezza del suo habitat, dove abbiamo trovato dell'asfodelo, qua c'è dell'asfodelo e poi c'è anche una piccola quantità di rosmarino, che la denota all'interno di tutta una serie di esperienze. Ma pensiamo in sé che cos'è il miele. Cioè questa pianta ha dovuto attirare le api e queste componenti odorose che noi sentiamo sono le stesse componenti che il fiore ha messo a disposizione per farsi riconoscere dalle api. La componente aromatica che noi troviamo, che sia in questo caso floreale o animale o speziata, è quello che la pianta ha messo in campo per poter attirare le api. E questo secondo me è l'aspetto, diciamo, emotivamente più interessante e anche dal punto di vista culinario più interessante, perché in questo caso voi state assaggiando un frammento di habitat, uno spazio aperto che si è sviluppato all'interno di un determinato periodo. Il prossimo anno potrà essere simile, ma sarà sempre diverso. Senti, l'asfodelo qual è questo? L'asfodelo, sì, l'altro un po' granuloso. Allora, adesso passiamo all'altro miele, un miele chiaro, asfodelo, è quello leggermente più granuloso rispetto all'ultimo che abbiamo... Allora, facciamo sempre lo stesso giochino. Quindi, il miele asfodelo, possiamo raccontarlo, che sostituisce quello che è un miele più diffuso a livello complessivo di mercato, che è il miele di Robinia o pseudoacacia, Robinia pseudoacacia. Pseudoacacia. Noi in Sardegna abbiamo l'asfodelo. Chi va nel pianoro, l'abbiamo visto prima che era quella pianta bianca che si vedeva in gran quantitativo. Che si usava, per chi lo ricorda, adesso non lo si può più usare, si usava per incartare la burrata. Quella foglia verde della burrata era una foglia di asfodelo, adesso purtroppo è vietata ed si usa anche per fare i cesti, se non sbaglio. È stata sostituita da una foglia di pasta. Allora, adesso anche in questo caso, per favore, prima sentitene la parte olfattiva. Ora, noi ci troviamo su un miele che secondo me simboleggia molto la Sardegna, perché l'asfodelo è una pianta dall'aspetto estremamente delicato, perché è un fiore bianco stellato striato nero con delle antere che si sviluppano in maniera prominente sul fiore, come se fosse anche un'esplosione di vita. La caratteristica dell'asfodelo è che è una pianta che cresce soprattutto nelle zone rurali che sono state devastate dagli incendi, per dire. Quindi una pianta pioniera, nasce e si sviluppa e non solo, resiste anche al pascolo. Quindi essendo la Sardegna un'area rurale, l'asfodelo
è emblematica del nostro territorio. Il suo miele, oltretutto, è uno simbolo delle caratteristiche della pianta stessa, perché abbiamo una pianta estremamente resistente, ma che ci regala un miele estremamente delicato, molto più delicato di quello che abbiamo sentito prima, perché la componente floreale, che noi sentiamo molto tenue, è una componente, a me ricorda molto fondamentalmente le rose. È una cosa interessante che magari nelle varie descrizioni le persone si rendono conto di sentire degli odori dopo che magari li racconto, non perché non li sentano, ma perché è come se il cervello non sia non abbia il settaggio corretto, perché nella nostra vita siamo, come ho detto prima, abituati a utilizzare la vista. Poi quando uno dice no, attenzione, utilizza il naso, allora uno ci si rende conto di sentire delle cose che prima metteva. Anche in termini di degustazione, non so chi ha avuto modo, spesso si usa bendare le persone, e il bendaggio automaticamente acuisce tutta una serie di sviluppi tra gli altri sensi, e chiaramente quello della vista viene occluso, esatto. E quindi si sviluppa. Addirittura anche lo stesso udito, che nelle degustazioni forse nel pane quando scrocchia, però nel vino in taluni casi è utile quando si sente la scorrevolezza nel bicchiere, però diciamo, l'udito è quello meno utilizzato. Invece col bendaggio anche l'udito ha il suo. Gastronomicamente la sfodelo, come lo usiamo? È estremamente interessante, perché è uno di quei mieli che può essere usato in maniera, come dire, in maniera rivoluzionaria, come nelle tartare di pesce, sfruttando alcuni aspetti che molti non conoscono, cioè il pH del miele. Allora, questa cosa che ha detto adesso Francesco, per chi fa gastronomia adesso sta diventando anche un utilizzo. Allora, noi abbiamo l'utilizzo del miele come dolcificante, semplifichiamo questa così, lo usiamo come dolcificante. Invece da alcuni anni stiamo ragionando con Francesco su quelle che possono essere le strade, far conoscere anche l'uso del miele in gastronomia. Ci sono alcuni mieli che hanno attitudini diverse, chiaramente cerchiamo di valorizzare quelle. Quindi l'uso con la tartare di pesce, cosa che ieri chi ha partecipato alla presentazione del show cooking di Luigi Pomata, Luigi ha usato tutta una serie di elementi, e immagino che in quel piatto per esempio poteva esserci, poi chiaro non lo posso dire Luigi perché lo chef non fa dire niente, però immagino che in quel piatto un utilizzo anche del miele, anche un miele così leggero, non avrebbe sfigurato. Perché se adesso lo abbiamo assaggiato ci siamo resi conto che questo miele ci dà una sensazione di dolcezza molto tenue, molto leggera, e non solo, è poco persistente. Quindi di fatto all'interno di un abbinamento questo miele non fa altro che smussare gli angoli dei prodotti che noi mangiamo, le asprezze. È un miele che accompagna dando le sue qualità, che per me sono veramente eccezionali perché di grande finezza, senza essere invadente. Per esempio, infatti questo è uno dei mieli per me ideale per fare l'idromele, cioè i fermentati di miele, perché si muove come le uve chiare che si utilizzano per il champagne, come il Pinot, che vengono messi Pinot Meunier, Pinot Noir, che vengono fatti sempre in bianco, raccolti quando le uve sono ancora poco mature, proprio per sviluppare di più l'acidità ed essere meno esuberanti. Ma anche come liqueur d'espedition potrebbe. Sì, poi dopo si fa tutto il resto. E invece poi chiaramente, essendo un miele molto tenue, nelle bevande, quindi le tisane, ma anche nel caffè. Questo è lo rosmarino. Alcuni arricciano il naso quando si vedono nel caffè. Adesso il caffè, che per fortuna possiamo scegliere, si tende a berlo senza zucchero, chi ama il caffè puro. Però anche all'interno, come dolcificante per il caffè, la sfodelo è indicativo. Le tisane, chiaramente, è un connubio perfetto. Questo è il rosmarino? Sì. Okay. Allora, il terzo, quello più chiaro. Andiamo sul rosmarino. In questo rosmarino noi troveremo molti elementi che abbiamo sentito nel miele di prima, che era la lavanda, però qua andiamo
più sui fruttati che sui floreali. Più trasparente. Questo, sì, sì. Qua sento una nota di marzapane, però la componente del fruttato è una delle caratteristiche tipiche. Se noi andiamo ad assaggiarlo, il rosmarino ha anche un'altra caratteristica molto particolare. Anche questo miele bianco, miele chiaro, molto No, trasparente. questo non è questo è il corbezzolo. No, no, Sì. è questo il rosmarino. È dato il corbezzolo. Scusate, state assaggiando questo? No, no, Perfetto. questo qua è quello. No, no, no. No, No, il corbezzolo non l'abbiamo ancora distribuito. no, questo. Sì. Quella al centro, scusa. Questo è il corbezzolo. Stavano cercando di fregarmi. Questo. Questo che cos'è, scusa? Il corbezzolo se ne accorge. Eh. Se il corbezzolo se ne accorgono. Purtroppo c'è stato un po', abbiamo accelerato. Ok, il piatto non era indicato per la abbiamo degustazione. miele qua, purtroppo. Allora, questo è il rosmarino. Sì, sì. Ok, qui stiamo assaggiando un millefiori di montagna con una dose leggera molto di corbezzolo. Perché? Perché fondamentalmente abbiamo parlato prima di miele e territorio. Ce lo possiamo permettere perché è una componente molto leggera. Però già ne sentiamo, l'abbiamo assaggiato, quindi ne sentiamo la persistenza. Ha una componente aromatica che è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo sentito prima. E cioè io sento una nota di marzapane e di amaretto, non so se anche voi l'avete sentita, soprattutto di proprio l'amaretto. Marzapane e amaretto. Ditemi sì, no, siete d'accordo, non siete d'accordo? Allora, il discorso qual è? Che, come ho detto prima, le piante emettono delle sostanze che servono alle api per essere riconosciute. E ogni pianta fa storia a sé, ha sviluppato la sua evoluzione in maniera completamente diversa. Non solo, c'è anche la parte del territorio. Se io dovessi far assaggiare, ad esempio, un miele di corbezzolo così rispetto a un corbezzolo standard, verrebbe considerato un pessimo rappresentante dei mieli di corbezzolo. Ma dal mio punto di vista, invece, questo è vero che non esprime tutta la sua potenza, ma allo stesso modo ne raccoglie, proprio per la sua percentuale molto bassa, una grandissima eleganza. E quindi quando noi assaggiamo i mieli, perché i mieli possono anche essere mixati fra di loro per poter ottenere dei risultati gastronomici, dobbiamo pensare a questo, non a essere schiavi del concetto del monoflora come un simbolo liturgico che non può essere assolutamente contestato. Il fatto che un miele sia considerato un monoflora non significa che sia migliore rispetto a quelli che vengono chiamate poliflora o millefiori, perché di fatto ognuno ne rappresenta, se raccolto e fatto in una certa maniera, un determinato territorio e un determinato attimo. Quindi adesso andremo ad assaggiare l'altro. Andiamo direttamente sull'erica. Allora, per accelerare andiamo direttamente su quello più scuro, che è il miele di erica. Francesco, nella vostra gamma quanti mieli monoflora e quanti mieli Dipende poliflora? molto dalla stagione, diciamo. Diciamo che noi arriviamo sino a circa 20 tipi di miele, di cui ci sono 4-5 mieli poliflorali, come per esempio il miele di montagna, che viene fatto nel Goceano o nell'area del Montiferru, poi ci sono i mieli della spiaggia che sono fatte nelle coste di Teulada, il millefiori di macchia mediterranea, il millefiori più o meno classico. Poi ci arriviamo. Allora, sul corbezzolo purtroppo abbiamo fatto un errore, chiedo venia, ve lo serviamo dopo per ultimo perché il corbezzolo è il nostro miele, diciamo, Scusa, praticamente... questo. Sì, lo facciamo lo rifacciamo.
Lo rifacciamo bene. Sì, Ok. così almeno sul corbezzolo vediamo. Allora, intanto sentiamo questo miele che è un miele di erica. Allora, partiamo dal naso. Allora, il naso sviluppa fondamentalmente l'odore della caramella mu al latte, che è la caratteristica tipica dell'erica. L'erica è uno di quei mieli che io definisco franco, nel senso che come lo senti al naso, poi dopo lo senti in bocca. È, come dire, un miele che ti dà pochi elementi, ma quegli elementi te li dà in maniera molto evidente. Poi noi andiamo ad assaggiarlo, la componente della caramella mu è esplosiva ed è estremamente interessante. È una nota animale, sì, che è caratteristica dell'erica. Non solo, c'è anche una nota balsamica molto sviluppata, quasi mentolata, che è un'altra sua caratteristica, che può essere più o meno tenue. Come ho detto prima, se noi andiamo in una degustazione di valutazione dei mieli monoflora, secondo l'albo degli assaggiatori di miele che io abbandonai a suo tempo, proprio per questi motivi, la migliore erica è un'erica che ne esalta anche dal punto di vista organolettico quelli che sono i difetti, e cioè magari una componente animale molto forte che alla fine diventa sgradevole. E più, ma qua perché abbiamo un'erica che non è molto canonica, nel senso è un'erica sì. È un'erica che magari verrebbe premiata? No, perché le mancano le componenti, per esempio, di cuoio, di pelle, che sono proprio di pelle conciata, che sono le caratteristiche che poi possono diventare anche sul vinoso estremo, sul concentrato di vino, e rendere il miele completamente squilibrato, anche sviluppandone una forte acidità in bocca. Ecco, mentre quel miele verrebbe premiato in un concorso, non verrebbe premiato da un consumatore, dal mio punto di vista, che ne cerca sempre l'equilibrio. Poi le api raccolgono quello che trovano, sia chiaro. Questo è uno dei mieli, per esempio, che quando noi lo assaggiamo nei vari test piace di più per via della sua caratteristica, come dire, ruffiana, questo caramello molto interessante. Però è uno dei mieli che si vendono di meno ed è molto semplice, perché è un miele che se se ne assaggia un quantitativo importante tende ad essere stucchevole, perché è troppo debordante le sue caratteristiche. Oltretutto noi lo sentiamo molto all'interno del retroolfattivo, è molto persistente, è un miele che si fa sentire in bocca, ne sentiamo ancora le sue caratteristiche. Invece la granulosità. L'abbiamo fatto per far capire che... Allora, mentre prima abbiamo assentito un miele che era setoso, cioè la lavanda, qua invece abbiamo sentito un miele che ha dei cristalli quasi spigolosi che si sciolgono in bocca e ci danno una sensazione quasi di fondente. Ecco, niente, semplicemente che mentre il primo ho fatto una cristallizzazione guidata, cioè ho fatto sì che la cristallizzazione avvenisse il prima possibile in maniera compatta e morbida, spaccando i cristalli, è per questo che parliamo in cucina. Un cuoco dovrebbe lavorare il miele non solo valutandone le sue caratteristiche dal punto di vista organolettico, ma anche la forma, la consistenza. Noi c'è da dire che per usarlo oggi l'abbiamo tenuto a 50 gradi in acqua, a 50 gradi, non l'abbiamo stressato col calore, tipo microonde è rischioso perché rischia di bruciarlo, comunque di portarlo in temperature molto alte, quindi è stato 10 minuti a bagno in acqua a 50 gradi. Almeno allora, l'ultimo che chiedo bene è stato mio errore, vi abbiamo dato il corbezzolo. No, non era un errore, cioè farmi fare una brutta figura, però... No, però se ne è accorto subito, l'ho fatto. Allora, sul corbezzolo c'è da dire tanto.
Sì, c'è da dire veramente tanto. Allora, Innanzitutto la questo è produzione, fatto, la produzione del corbezzolo avviene quasi esclusivamente in Sardegna. Quasi. quasi. Quindi questo quasi vuol dire dall'80. No. Ah, vabbè, in realtà l'arbusto corbezzolo è una pianta che si sviluppa in tutta la fascia del Mediterraneo, quindi stiamo parlando dalla Corsica soprattutto, dove ne abbiamo tanto, anche nelle zone costiere della Liguria e della Francia. Con la Corsica giochiamo facile, ormai sì, ne troviamo anche in Slovenia di corbezzolo, perché lo troviamo anche nella parte adriatica. Però cosa cambia? Intanto cambia la densità. In Sardegna è una pianta endemica dove prospera e si sviluppa in grande quantità. Seconda cosa, le condizioni climatiche. Nel nord è molto difficile fare corbezzolo perché c'è molto più freddo ed è uno tra gli unici mieli che si produce d'inverno, e cioè tra ottobre sino a novembre. A dicembre è difficile farlo perché fa troppo freddo. E ci vogliono anche degli inverni miti, ovviamente. L'altra caratteristica che lo rende unico tra i vari mieli è che viene prodotto da una pianta che fiorifica e fruttifica nello stesso momento. Non è un aspetto semplice, perché significa che è un miele molto più delicato rispetto agli altri, in quanto fruttificando e emettendo comunque un nettare, quando i frutti sono maturi producono un quantitativo di lieviti molto alto e quindi il miele rischia di andare in fermentazione molto facilmente. Dobbiamo stare molto attenti a questo aspetto. Non solo, è un miele dal mio punto di vista, viene spesso chiamato il re dei mieli dagli apicoltori per una questione economico-commerciale. Da me fondamentalmente è uno dei grandi mieli, dei mieli rari, perché ha un'ampiezza dal punto di vista organolettico veramente grande e ha quelli che vengono chiamati gli aromi rari, che poi nella cultura moderna tutto ciò che è raro diventa di pregio. Ma sono rari e di pregio perché prima parlavamo di un aroma un po' animale, ruvido, che fondamentalmente nell'arte culinaria non è molto ricercato, ma invece, che ne so, la foglia di tabacco, il caffè, le tostature. Esatto, l'erba amara, un leggero affumicato, le mandorle amare, la nocciola tostata, che fanno parte delle caratteristiche organolettiche di un miele di corbezzolo. Quelli sono tutti aromi molto ricercati e rari, perché nessun altro miele tende a proporli. Per semplificare, è considerato il miele amaro, che già è il miele, noi lo conosciamo come elemento dolce, invece in questo caso ha questa nota amara molto molto marcata. Adesso, Gastronomicamente, se noi lo assaggiamo un bel cucchiaino, perché come ho detto prima, è un corbezzolo non super, sentiamo l'amaro e sentiamo anche una ampiezza aromatica molto particolare. Sono aromi che si trovano fondamentalmente in cucina, come ho detto prima. Io qua sento molto il marzapane, l'amaretto. Teniamo conto di questo aspetto. Ogni miele rappresenta il suo territorio, rappresenta quel momento. Questo è stato fatto a Villacidro e la sua caratteristica principale è quella. E poi, tra parentesi, anche un miele molto fresco, perché l'abbiamo smielato adesso per presentarlo durante questo. Non è stato neanche filtrato. Quando andremo magari a deumidificarlo cioè a togliere la componente di umidità che gli permette di non fermentare, per poter essere venduto, sicuramente avrà qualche caratteristica un po' diversa, magari un amaro più accentuato perché ne abbiamo abbassato l'umidità. Però piace, a me piace fondamentalmente, tendenzialmente piace, ed è un miele. Io quando facciamo questi incontri dove si parla di miele, il mio preferito fondamentalmente è quello che faccio quando ci sono i bambini. Perché intanto i bambini hanno meno
preconcetti rispetto a noi e quindi stanno ad ascoltare e sono più franchi perché hanno, come ho detto prima, meno convinzioni. Ma soprattutto quello che a me fa divertire è vedere, se faccio uno di questi incontri con anche le mamme, dicono non mangia miele, e poi si vedono il bambino che si finisce completamente il bicchiere di miele e ne chiede un altro. Quindi con la mamma sconcertata che dice ma non mangia miele, perché mangia miele? Perché teniamo conto che quando noi andiamo ad acquistare un miele, spesso e volentieri lo giudichiamo esclusivamente per il prezzo che si trova all'interno del bigliettino della sua presentazione, senza invece fare una verifica di quello che stiamo acquistando. Ma sarebbe come andare in macelleria e acquistare quello che noi troviamo esclusivamente per il loro cartellino, mentre invece sappiamo che tagli di carne diversi hanno caratteristiche diverse, animali diversi hanno caratteristiche diverse, ma questo sforzo sul miele non lo facciamo. Ed è uno sforzo che non si fa anche su tanti altri alimenti. Adesso Posso? vorrei concludere con, sì. così facciamo le domande dopo. Adesso io vorrei concludere con la parte dei mieli, e poi parleremo anche di qualcos'altro, con la bammele sappa di mele, o miele cotto, che è la parte nera. Questo è inconfutabile, dal punto di vista ottico non ci possiamo sbagliare. La puoi mandare la bammele, il video della bammele? Ok, intanto adesso mi puoi... Dimmi la domanda. Sì. Voi siete di San Sperate, Sì. quindi un territorio a vocazione di coltivazione agrumicola. Agrumicola. Abbastanza. Anche sì, di arance. 50 anni fa. Vero? Ormai non c'è più la Beh, l'abbiamo la sempre conosciuto, forse comprando le cassette di agrumi, diciamo, ai bordi della strada. Volevo chiedere, non avete accennato appunto alla produzione del miele a derivazione dei fiori d'arancio, lo producete e quali proprietà ha? Allora, Grazie. intanto noi non produciamo niente, sono le api che producono. Sono le api che raccolgono. Poi purtroppo dal punto di vista... Voi siete degli sfruttatori, diciamo. No, lasciamo perdere, se no qualcuno ci crede anche veramente. No, i vegani Tutori, che noi siamo il dei miele non- tutori. Siamo dei tutori. Poi purtroppo 30 anni fa tutto il settore agrumicolo di San Sperate è andato crollato per via di tutta una serie di problematiche che non stiamo qua a elencare. Terza cosa, assieme a quello di San Sperate è crollato il settore agrumicolo di tutta la Sardegna, ci sono solamente determinate aree che si trovano in Villacidro, Teulada. sì, Milis e quelle zone lì. Ma non solo, è arrivata anche un'altra grossa problematica, e cioè negli ultimi 20 anni gli agrumeti non sono più piante generate da incroci, ma sono piante dove spesso abbiamo la genetica che ha fatto sì che certi fiori si autoimpollinino fra di loro e quindi emettono dei nettari privi di odori e in quantitativi molto minori, e quindi succede spesso e volentieri che le api, mentre prima erano Lo ghiotte ignorano. di arancio, adesso saltino direttamente gli agrumeti. E magari quando noi abbiamo un apicoltore di Villacidro, vado a vedere le analisi polliniche. Le analisi polliniche sono tutto quello che noi troviamo all'interno di un miele rappresentato dai pollini. La sua funzione è fondamentalmente farmi capire che vita hanno fatto le api in quel campione di miele. Tieni conto che 1 chilo di miele sono circa 7 milioni di mieli visitati e 180.000 chilometri sviluppato dalle api, ovviamente tutti assieme. Quindi quando faccio un campione di 100 kg, 1000 kg, ho una figura di centinaia di milioni di fiori di un vero e proprio habitat e di come le api si sono mosse. E se le api mi dicono che non sono andate dagli agrumi, ma magari hanno raccolto l'erba viperina, che è una pianta
non commerciale, completamente naturale e che si sviluppa e sopravvive all'interno di un quadro naturale, quindi ha necessità delle api e non ormai un rapporto con l'uomo dove la riproduzione spesso avviene non più, come ho detto prima, per impollinazione ma per talea, per piante e quant'altro, allora capisco che c'è qualcosa che non va all'interno di quelle piante, che ormai sono artificiose, sono delle piante che ovviamente non daranno più quel miele di agrumi che qualcuno si ricorda, ed è per questo che non l'ho messo, perché ho preferito parlare dei mieli che rappresentano l'habitat sardo nella sua figura più naturale. Nonostante il miele d'arancio vi ha dato grosse soddisfazioni sotto l'aspetto della conoscenza. I grandi premi internazionali sono stati vinti principalmente col miele d'arancio, ma 25 anni fa, 30 anni fa, quindi pian piano, come diceva Francesco, la realtà agrumicola nel San Sperate ormai è depauperata, mentre magari quella delle pesche un po' più si è sviluppata in maniera diversa, ma che lì sta mutando. Adesso a livello mondiale il miele di agrumi si produce più in Messico che in Spagna e in Italia, per dire, perché le cultivar messicane sono meno spinte dal punto di vista genetico. Hanno meno bisogno di... Esatto. Comunque sia, quella che vedete nel video è la produzione dell'abbamele, con le arance che vengono messe in bollitura all'interno di un miele che viene cotto. Perché l'abbiamo portata? Perché si sta parlando di tradizione, si sta parlando di territorio, si sta parlando di prodotti rari che ormai scomparsi, ma dove ci sono delle realtà come la nostra che ostinatamente cercano di mantenere quel filo conduttore che c'è tra tradizione, storia e cibo, che ricordiamoci è la nostra memoria, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista antropologico, perché noi siamo quello che mangiamo, la nostra memoria di quello che noi abbiamo mangiato da bambini è quello che poi noi riportiamo successivamente ai nostri figli. E ovviamente in questo caso lo facciamo anche contro il volere delle multinazionali che vorrebbero invece cancellare questo genere di memoria e darci esclusivamente dei cibi che vengono raccontati attraverso i claim pubblicitari. Perché un prodotto come questo non può essere fatto su scala industriale. Questi mieli non possono essere riprodotti su scala industriale, perché l'habitat 1 può dare sì una determinata potenzialità, ma dopo si esaurisce nella sua unicità. E tutto questo va in contrasto con quelle che sono le leggi delle multinazionali, dove vorrebbero produrre, che ne so, non faccio normi, una crema spalmabile alla nocciola in Italia fatta con ingredienti raccolti da tutto il mondo e che abbia lo stesso sapore in tutto il mondo. Uno scenario peggiore dal punto di vista alimentare non lo si può immaginare, però viene considerato spesso e volentieri un orgoglio nazionale. E finché io ne parlerò... Parli della Nutella? No, no. Così. Tanto è un brand mondiale che amano tutti. No, però metto alla luce un fatto. Faccio un esempio di una nota catena di distribuzione di alimenti che ha avuto un brutto fallimento a Bologna qualche anno fa. Fico, per dire, ok? Allora, quella catena lì nasceva... credo che il report oggi faccia qualcosa, un'incursione su... Quella catena lì nasceva con la valorizzazione, la valutazione delle eccellenze nazionali, per poi scoprire che
che ne so, si produce più lardo di colonnate, si vende più lardo di colonnata di quanto le potenzialità di quell'area lo potessero produrre, ma non in un rapporto di 1 a 2, 1 a 3, ma in un rapporto di 1 a 100. Beh, vabbè, l'esempio della Bresaola, giusto per citarne Esatto. uno. Cioè portata avanti da un concetto che una è quella dote. della distribuzione. La distribuzione organizzata, se vuole essere credibile, non può sperare di avere gli stessi prodotti tutto l'anno. E così noi non ma possiamo sperare di andare nell'area dell'ortofrutta, trovare i prodotti tutto l'anno e pensare che siano di stagione. Cioè, no. Beh, vabbè, ma lì ci addentriamo in un settore molto molto complesso. Comunque sì, e la che stessa è cosa vale per è i la formaggi, mutazione. cioè c'è un limite È la a mutazione. tutto C'è una questo. domanda, facciamo una domanda poi presentiamo. È un'ignoranza, nel senso che questo prodotto, l'ultimo, la Sapa, lo trovo stupendo, ma non ne capisco la storia, me lo racconti? La terminiamo di raccontare. Molto interessante perché viene descritta anche nei racconti. A Bammele Sapa di miele, a altre regioni che utilizzavano il concentrato di frutta o di miele, pensiamo al comune aceto tradizionale di Modena, che non è il balsamico, perché il balsamico è sempre un'idea dell'industria. L'aceto tradizionale di Modena viene prodotto attraverso la concentrazione del mosto e l'utilizzo di spezie, eccetera, eccetera, E soprattutto del tempo. e nel tempo. Il valore tempo. Decenni, centinaia d'anni. rende- Nel caso della Bammele ha una storia interessante perché è quella del recupero, e cioè prima ho parlato del fatto che gli alveari erano di tipo diverso, erano dei bugni, e cioè erano delle strutture in sughero dove all'interno si trovavano le api che mettevano nell'area superiore il favo ricco di miele. Questo favo veniva tagliato, tant'è che qualche apicoltore molto vecchio dice ancora andamos a segare su mere, perché si tagliava la parte di sopra con un coltellaccio, dopodiché veniva spremuto e quello che si otteneva, oltre al miele, che poi veniva filtrato, era della cera ricca di miele. Siccome non si buttava via nulla, essa veniva separata su dell'acqua calda e la cera raccolta e poi successivamente venduta, magari per riutilizzata per fare dei ceri, per i liutai di alto valore, ma quest'acqua ricca di zucchero non poteva essere buttata. Doveva essere recuperata in qualche modo. E come? Attraverso la concentrazione. Quindi cotture molto molto lunghe. Cotture molto lunghe. Si parla di 2 giorni, 48 ore. E anche 4 giorni sta parlando. Quindi Siccome continua. in un periodo in cui la manodopera costava poco, e quindi che c'è questo racconto dove vanno in campagna le donne, per esempio, a raccogliere quella di fichidindia, e le fichidindia le mettevano in un calderone a bollire, usavano la legna che raccoglievano direttamente lì e le facevano bollire per giorni. Il prodotto concentrato che utilizzavano veniva poi barattato con dell'ardo, dei concentrazione di vestiti. zucchero, Esatto. quindi- Nel caso del miele è lo stesso identico procedimento, viene fatta bollire per lungo tempo, poi aromatizzata con delle arance oppure delle melecotogne, che per dargli anche una maggiore consistenza, e così si aveva il recupero. Noi ormai non abbiamo più un concetto di recupero se non quello della memoria storica. Voi aggiungete anche 2 elementi che può essere la propoli, Il polline, e il polline che dato. quello che troverete adesso sul polline. Adesso possiamo assaggiare per finire Ecco, la polline. L'ultima cosa sulla Bammele è che si parla, è un prodotto fortemente gastronomico. Quindi con un lardo, tu hai parlato dell'arroz Sì. colonnato, per esempio con un lardo, materia grassa, magari un bel lardo E con una goccia marmorizzato sì. o con queste note scure, Anche con una goccia d'aceto sopra. con una goccia oppure con una salama fresca, la cosiddetta veronese, che è un salume molto intenso, ad esempio così. Chiaramente tutto lo scibile dei formaggi è ben noto l'utilizzo, però in questo caso viene utilizzato per un dolce classico, Sì, classico. Suvane Sapa. In questo caso è la sapa non di fichidindia, ma sapa di miele. Quelli che sono anche qua presenti sono fatti con questa sapa di miele. Anche su Vanesava, che è un pane storico perché nasce come il pane degli sposi,
L'abamele o anche di vino si utilizzava per andare a miscelarsi sul prodotto, sul farinaceo che volevamo sviluppare. C'era il pane povero di sappa che aveva solo la sappa, poi c'era il pane ricco di sappa che aveva anche la frutta secca, e poi solamente quando la tradizione venne imbarbarita anche i zuccherini aggiuntivi. Sì, poi è un conservante, chiaramente il dolce si conserva per tanto tempo, chiaramente mantenuto in condizioni ottimali, quindi lo protegge anche. L'ultimo è un prodotto che è divertente nella sua complessità, che è il polline. Il polline in questo caso è quel vasetti, quelle piccole perlette che voi vedete colorate, è un polline questo di... Questo è castagno. Castagno. Polline di castagno. Questo è un prodotto che noi abbiamo presentato all'Expo a Milano e abbiamo avuto delle sorprese. Per esempio gli arabi sono stati entusiasti di questo prodotto che non conoscevano e hanno mostrato una profonda curiosità. Un altro elemento della Expo, un ricordo che mettiamo lì, è il fatto che a fianco a noi c'erano questi panificatori e quindi abbiamo sperimentato attraverso una focaccia con questo prodotto ed è risultato un prodotto molto interessante, quindi un panificato, quindi un lievitato fatto con questo polline. È vero che era un 4% e quindi l'abbiamo dovuto abbassare perché diventa, ne mangi una fettina e mettere forte. In questo caso è un polline fresco. Sì, quindi è un prodotto giocoso perché quando facciamo i laboratori potete con usare, i bambini... non abbiamo messo, scusate, per il esempio, cucchiaino potete usare le mani, anzi si usano le mani proprio in questo caso, chi poi fa i laboratori che Slow Food conosce molto bene, le mani vengono utilizzate, non vengono, quindi usate, la prima cosa che fate è se lo spremete nelle mani, io qua l'ho schiacciato qui per farlo vedere, vedete che si apre e colora, i bambini li faccio colorare col polline per esempio, ma è un alimento, è l'alimento più importante delle api. Non dico più importante del miele, però senza il polline l'alveare non si sviluppa perché è ricco di amminoacidi, vitamine e tutta la struttura plastica, cioè è come per noi la carne fondamentalmente, le api lo ottengono attraverso il polline, ma rispetto alla carne è un prodotto che ha un valore biologico estremamente migliore. Quindi tutto lo scibile delle vitamine A, B, C e D sono Tutte. comprese Gli amminoacidi, quindi la lisina. mattina si consiglia di prenderlo a colazione, magari a stomaco vuoto o con un po' di yogurt. Attenzione, questo è molto blando, come è un sapore, ce ne sono alcuni che sono molto intensi e anche talmente intensi che sono respingenti. Per quello non è apprezzatissimo. Invece in questo caso io pensavo che fosse quello di Erika, invece che è molto più intenso, il castagno invece è molto morbido, Più in bocca dolce. è anche piacevole. Nelle tisane tiepide non usiamo mai il calore molto alto perché tende poi ad ammazzarlo. La differenza tra questo e quello che troviamo in erboristeria è che questo è fresco, in erboristeria troviamo quelli secchi. Troviamo quello essiccati, anzi cotto. E quindi perdono grandi proprietà. Una caratteristica, lo dicevo prima a qualcuno, questo si può conservare in ghiacciaia, cioè non si agglomera, quindi rimane tal quale come appena e questa è una caratteristica che ci consente di conservarlo anche per parecchio tempo, quindi lo usiamo lo stretto necessario, un cucchiaino in una tisana. Per esempio a noi piace anche servirlo nelle insalate, usarlo proprio con granellino, oltre a avere una parte diciamo piacevole agli occhi perché è molto bello da vedere questa parte, questi granuli opalescenti, color oro, gialli intensi, alcuni marroni, alcuni arancioni molto intensi. Nelle insalate nelle insalate fresche ci danno delle note balsamiche molto interessanti. È un prodotto che apprezziamo, poco conosciuto purtroppo, ma dà un altissimo valore salutare. Biologico. Però teniamo a considerare, intanto come vedete qua sono tutte delle palline, ognuna di queste palline sono il prodotto di circa 250-300 fiori che sono stati visitati da ogni ape. Diciamo che nell'immaginario sono le zampette dell'ape quando rientra che sono cariche
Abbiamo visto moltissime volte queste cose delle api, Esatto, questa caratteristica che le portano poi il loro Noi alimento. semplicemente mettiamo delle griglie dove le api quando entrano sfregano un po' la zampetta e perdono una parte di questa pallina. La pallina è praticamente stata avvolta del miele crudo, un leggerissimo miele vero di miele crudo. È un prodotto che in frigorifero dura anni, l'unica cosa che teme ovviamente è l'acqua. È il calore intenso. Si utilizza in cucina perché se lo abbiamo assaggiato esprime un'enorme sensazione proprio di fiore, sembra quasi mangiare fiori, è molto potente, molto persistente. Per persone che possono avere allergie conclamate con i pollini, magari è il caso di evitarlo, ma per il resto lo si consuma senza tanti problemi e soprattutto lo si può utilizzare in piccolissimi quantitativi e in piatti più ricercati per ottenere i risultati più insperati. Come Io lo l'avete consumo trovato? con l'insalata amara. 30 grammi in un'alimentazione ricostituente, 30 grammi al 30 giorno. grammi sono l'equivalente di 3 cucchiai da cucina. 30 grammi. È molto leggero. Questo è un cucchiaino, sarebbero 5 grammi 5 in grammi, termini, meno. ma è molto leggero. 3-4 grammi. È quasi etereo perché anche la consistenza. Questo è un pacchettino da 100 grammi. 200 grammi. 200 grammi. Quindi è semivuoto, quindi anche la consistenza è... Francesco, posso farti una domanda? Sì. Una volta mi hai detto tutti pensano al miele, ma pochi pensano agli apicoltori. E quindi quanto sono importanti gli apicoltori, oltre alle api, per salvare il mondo? E quanto l'apicoltura in questo momento è importante in Sardegna? Allora, sì, nessuno pensa all'apicoltore perché tutti pensano che le api sopravvivono grazie a ricevute. In realtà non è così. Come ho detto prima, le api sono sotto tutela perché il nostro ambiente ormai è fortemente danneggiato. Se non lo è danneggiato dall'utilizzo dei pesticidi, come avviene nelle aree urbane, lo è danneggiato comunque dai cambiamenti ambientali. I cambiamenti ambientali fatti da enormi mesi di completa siccità fanno sì che gli insetti che si trovano in quell'area non hanno di che sopravvivere. Ecco, in questo caso devono intervenire gli apicoltori e gli apicoltori intervengono solo sulla fase di sopravvivenza degli alveari, ma tutto questo ha un enorme costo che aggiunto alle scarse produzioni diciamo che fondamentalmente gli apicoltori sono ormai una razza in via di estinzione e con l'estinzione degli apicoltori probabilmente ci sarà anche l'estinzione di massa di moltissimi alveari. Lo abbiamo visto anche in Sardegna dove ne abbiamo perso circa 5.000 in un anno solo. È una questione di cultura. La cultura la si sviluppa prima di tutto sostenendo gli apicoltori, acquistandone i loro prodotti e quindi dando almeno la speranza che a livello commerciale il frutto di questo lavoro venga portato avanti. Non c'è abbastanza attenzione da parte dei media all'interno di quello che cos'è il miele, o perlomeno c'è una forte ignoranza. Noi abbiamo la valorizzazione attraverso dei media, che ne so, dei formaggi di alta montagna, dove in tantissimi articoli vengono esaltate delle produzioni anche piccolissime. Gli chef fanno la guerra per utilizzare i prodotti più strani, più eccezionali, più unici, dimenticandosi invece forse del prodotto che più in assoluto rappresenta il loro territorio, e cioè il miele, perché il miele è habitat. Vi faccio una domanda io invece, è veloce perché ormai si è fatta una certa, come dicevano dalle nostre parti. Da alcuni anni tu hai avuto un'attenzione particolare per le giovani generazioni, che è un problema che ci sta fortemente a cuore. Abbiamo figli, chi ha figli sa come si alimentano, tu adesso hai figli e questa attenzione è dovuta a
tendenzialmente una alimentazione sana o la conoscenza del miele? Come ti rapporti tu adesso con le giovani generazioni, il lavoro che stai facendo? Allora, è molto semplice. Intanto, come ho detto prima, il cibo è cultura. Il cibo è la nostra storia. Se noi non ci rapportiamo alle nuove generazioni cercando di fargli conoscere quella che è la nostra tradizione dal punto di vista del cibo in generale, significa fargli perdere a loro una cosa molto importante dal punto di vista della loro identità storica, che è, come ho detto prima, è la prima cosa che le multinazionali vorrebbero distruggere, perché vogliono delle persone che siano omologate senza conoscere assolutamente quello che mangiano. Se non lo conoscono non gli può fare schifo. Questa è fondamentalmente la questione. E poi soprattutto c'è una questione di base. I cibi ultraprocessati sono pericolosi per l'alimentazione, e non lo sono pericolosi perché, cioè lo dico io, lo sono pericolosi perché è dimostrato. E perché ci sono due aspetti molto importanti. Prima stava parlando del valore biologico del polline. Questo è un prodotto completamente naturale, pensato da una pianta per un insetto e anche per la sua riproduzione. Cioè non c'è profitto all'interno di questo ragionamento da parte delle piante. Anzi, loro sanno che affinché la loro sopravvivenza sia possibile devono dare tutto quello che possono dare. Invece all'interno del mondo dell'alimentazione ormai è tutto legato al profitto, quindi si utilizzano dei prodotti che sono spesso e volentieri borderline. Io penso a tutta la frutta secca, dove è stato aumentato enormemente il quantitativo di aflatossine, che prima era illegale e che invece adesso può essere considerato legale, ma non significa che sia salutare. Eppure lo troviamo in commercio, vengono vendute noci che hanno 4, 5, 6, 7 anni di congelatore, ma in realtà non sono assolutamente commestibili. Ora, se noi vogliamo una generazione che stia meglio e che viva più a lungo, dobbiamo indirizzarci assolutamente su dei prodotti semplici e il più naturali possibili. E questo è cultura. Ci chiedono l'ultima domanda. Dai. Ci chiedono di smettere. A proposito di domanda, consumo, cioè il consumatore nel momento in cui in scaffale vede dei vasetti di miele, quali sono i parametri, i criteri che tu suggerisci per capire quello che è l'industriale e quello che invece è l'artigiano? Bella domanda. Secondo me il problema non è il consumatore. Noi dovremmo andare direttamente, io ovviamente lavoro con la GDO, noi dovremmo andare direttamente all'apice, e cioè al buyer, a chi decide che cosa ci debba essere in uno scaffale. C'è un problema enorme all'interno della distribuzione organizzata e della distribuzione in generale, e cioè i supermercati che ti vendono i prodotti alimentari non sono responsabili di quello che ti stanno vendendo. E questo è un problema enorme, perché se io non sono responsabile di quello che ti sto vendendo, ti posso vendere anche coscientemente del veleno, che dire no, ma guarda, quella ditta l'ha venduto, mi ha detto che era tutto a posto, anche se ho acquistato quel prodotto a dei prezzi che sono completamente al di fuori dei prezzi di mercato. L'ho fatto perché conviene. Purtroppo chi lo acquista lo fa pensando che ci sia una sovrastruttura che lo protegge. Non è così. Non è così. E quindi dovrebbero essere i buyer a dire io rappresento questa insegna rappresenta quel territorio, mi ingegno quantomeno ad andare a vedere le aziende a cui compro i prodotti che cosa propongono nelle loro tavole. Non lo fa praticamente nessuno o quasi. Pochissime aziende lo fanno, ma non c'è nessuna insegna che ne fa, come dire, un cavallo di battaglia. Perché? Perché è costoso. È costoso fare cultura, è costoso fare cultura sui buyer, che sono quelli che devono scegliere cosa tu devi comprare e mangiare, e sono più legati a una tabella Excel che andare a vedere se quella fattoria effettivamente ha le mucche a Pascolo Brado oppure neanche ci sono le mucche, e compra cagliate e le rivende. Altrimenti la tecnologia ci aiuta, c'è un QR code. Ormai siamo tutti dotati di uno strumento, c'è la credibilità dell'azienda, ormai è evoluto come lo smartphone, si fotografa il QR code e
arrivano una marea di notizie che sono dalla tracciabilità del prodotto, quindi possiamo ricostruire tutta la filiera di produzione sino al consumo finale, ma anche tutta una serie di altre informazioni. Questa è un'altra attenzione che l'azienda negli anni ha voluto sviluppare, noi siamo lieti. Vi ringraziamo, potevamo parlare altre 8 ore, ma a questo punto buon pranzo, buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie.